Sportivi e tifosi prontissimi per un nuovo match, il servizio di oggi è gentilmente offerto da Fuba Spa con sede a Montecchio Maggiore in Via L'Europa 84. Un grazie anche a Macron Store Vicenza, ubicata a Vicenza in Viale Camisano 70-72. E un grazie anche a Commit con sede a Veggiano in Via dell'Industria 23. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Siamo qui con Herman Thomas, anima e cuore di questo Montecchio. Che dire, Thomas, un grande gol, dimmi se ci hai creduto o volevi metterlo in mezzo. No, è stata una palla sinceramente che volevo mettere in mezzo, però dai, è andata bene, un po' di fortuna, penso che ce lo meritavamo tutta la squadra, abbiamo fatto veramente una gran partita, ecco. Partite del genere non bisogna sbagliare nulla, curare i particolari e sono i dettagli che fanno la differenza. Io penso che oggi il Montecchio Maggiore ha messo in campo tutti questi ingredienti e alla fine se quella traversa sul tiro di Pavano non la respingeva potevamo anche portare a casa la vittoria. Sì, sono d'accordo, come ti dicevo abbiamo fatto una gran partita sotto ogni punto di vista, stiamo lavorando bene in settimana e penso che anche in campo si vede, ci siamo parlati e questo è l'atteggiamento giusto da avere. L'ultima domanda, una dedica particolare per questo gol importante. Beh, alla mia famiglia e alla mia ragazza che era qua a vedere la partita. Perfetto, grazie. Fabio, un punto strameritato che alla fine potevano essere anche tre, ma soprattutto una partita curata e preparata nei minimi dettagli dove i ragazzi veramente ho visto hanno dato tutto. Sì, siamo molto felici. Io sono obiettivo, cioè noi veramente abbiamo in questo periodo abbiamo sbagliato pochissimo, abbiamo pagato a caro prezzo delle cose assurde e quindi mi spiace che la classifica sia questa perché non ce la meritiamo, però una cosa è certa, che se giochiamo con questa determinazione, con questa concentrazione, con questa voglia di volere ottenere a tutti i costi quello per il cui lavoriamo, questi risultati vengono dopo alla lunga. Ci mancava un pizzico di fortuna, diciamo che adesso finalmente sta girando. Un Montecchio che è partito, è andato in svantaggio ma è stato bravo a non scomporsi, a trovare il pareggio, secondo tempo ha sofferto il giusto nella prima parte e poi la zampata finale. Io direi che bisogna ripartire da qui già con la testa per domenica prossima. Assolutamente, ma ragazzi, io ho detto, stanno andando forte, dobbiamo andare ancora più forte perché oggi non ci basta solo questo. Hanno fatto una prestazione strepitosa, gli faccio i complimenti, sono molto orgoglioso di loro perché veramente hanno gettato tutto quello che avevano e tutto quello che abbiamo preparato l'hanno fatto e sono molto, molto felice perché ce lo meritiamo un po' tutti.